Buongiorno, ben ritrovate e ben ritrovati. Questa mattina parliamo di economia, parliamo soprattutto di un fatto di estrema attualità, nonostante sia successo alcuni giorni fa, ma i cui riflessi si fanno sentire anche in queste, come pensiamo, nelle prossime settimane. Stiamo parlando dell'Assemblea dei Soci di Veneto Banca, che ha nominato il nuovo Consiglio di amministrazione, ma soprattutto ne approfittiamo anche per tracciare un po' un bilancio di quella che è la situazione di queste realtà creditizie del Veneto, le più importanti, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Lo facciamo con Francesco Celotto, vicepresidente dell'Associazione Soci Banche Popolari Venete. Buongiorno e grazie. Buongiorno Roberto, buongiorno. Grazie di essere con noi. È Francesco Celotto che ha seguito entrambe le vicende, sta seguendo entrambe le vicende. Oggi, martedì 10 maggio, è il giorno in cui il Consiglio di amministrazione di Veneto Banca si confronta con realtà tipo la Consob, la BCE e mette in tavola le azioni di pre-marketing. Come si prospetta la situazione di Veneto Banca dal suo punto di vista e per quello che lei ha potuto verificare di persona? Sì, oggi inizia, il 12 esattamente, iniziano le operazioni di pre-marketing per la quotazione in borsa di Veneto Banca, quindi noi capiremo qual è la forchetta di prezzo con cui verranno collocate le azioni. Chiaramente il prezzo di recesso è stato fissato in 7,30 euro in dicembre e probabilmente il prezzo della forchetta per la quotazione in borsa sarà più basso e quindi insomma, le notizie che ci attendiamo non sono proprio positive per i soci perché purtroppo il bilancio di Veneto Banca si è chiuso pesantemente in rosso l'anno scorso, 2015, circa quasi 900 milioni di perdita. E soprattutto è necessario, secondo la nostra associazione, accantonare ulteriori fondi per i crediti in sofferenza. Quindi la situazione di Veneto Banca, come anche ha detto l'ex amministratore delegato Carus, oggi direttore generale, è estremamente delicata. E ci arriverà in borsa, ecco, questo è un grosso punto interrogativo perché Banca Intesa ha già fatto capire in questi giorni, Messina il suo amministratore, che non parteciperà all'aumento di capitale e che quindi sarà tutto nelle mani di Atlante e del mercato. Però se il mercato sarà in grado di assorbire 250 milioni di euro dell'aumento di capitale, questo io non sarei così sicuro. Senta, che cos'è che differenzia Banca Popolare Vicentina e Veneto Banca? Lei dirà, sono due cose molto diverse, ma in che termini sono diverse? Allora, io credo che Veneto Banca c'è stata una reale svolta nel management, si è cercato di far pulizia, si è cercato di essere anche più sinceri nel mostrare la situazione della banca, poi anche secondo me l'approccio che ha usato Carus è stato più convincente rispetto a quello di Iorio, ma soprattutto Veneto Banca non aveva un dominus come Zonin. Cioè Vicenza si è trovata ad avere un dominus come Zonin, che è stato padre e padrone per 20 anni circa di questa banca, che ancora oggi secondo me ha dei pesanti condizionamenti sulla banca. Tant'è vero che il CDA di Veneto Banca è quasi completamente rinnovato, invece quello di Banca Popolare di Vicenza è ancora in alcuni elementi retaggio dell'epoca di Zonin. Quindi c'è una grande differenza, quando poi approcciamo il mercato non è importante solo il dato economico, c'è anche il sentiment di mercato, quindi capire che cosa una banca ha come progetto, come reputazione. In questo momento la reputazione di Veneto Banca, pur se bassa, è molto più alta di quella di Banca Popolare di Vicenza, a mio avviso. Ma il ruolo di questo fondo Atlante, che lascia sempre un po' perplessi, perché praticamente è rimasto tutto in mano a fondo Atlante per quanto riguarda la Banca Popolare Vicentina. Adesso che ruolo giocherà il fondo Atlante per Veneto Banca? Tanto vediamo proprio l'intervento di Carus. Per Veneto Banca, allora, l'aumento di capitale di Veneto Banca sarà di 1 miliardo. Sì. Allora, di questo 1 miliardo, per garantire la quotazione in borsa, il flottante, ovvero sia appunto la quota che è in mano al mercato, deve essere meno del 25%, sì. Quindi 250 milioni. Se si va sotto questa cifra, è vero che potrebbero esserci delle deroghe da parte della Consob, ma io non credo che la Consob darà grandi deroghe. Quindi a questo punto il mercato potrebbe comprare, ma chi potrebbe comprare? Facciamo qualche riflessione. Allora, i piccoli soci, vero una quota riservata anche al retail, ma i piccoli soci in una situazione del genere, si è visto con Vicenza, non hanno la capacità né finanziaria, ma soprattutto in questo momento c'è un'avversione al rischio dopo quello che è capitato, quindi i piccoli soci potranno contribuire per qualche decina di milioni. Poi abbiamo i grandi, il consorzio di garanzia, sono 10 banche, ma sfilandosi Banca Intesa, anche le altre secondo me si sfilano. Unicredit non ha interesse a entrare in questa partita direttamente.
Le altre banche sono alcune banche estere che non credo che metteranno denaro, e quindi alla fine io penso che il Fondo Atlante sarà il nuovo padrone della banca, si ipotizza per il 70-80%, però resta sempre quei 200 milioni da coprire. Lo faranno gli imprenditori che stanno dentro all'associazione per Veneto Banca, che ha spinto per la nomina del nuovo CDA. Non so se hanno la capacità finanziaria per sottoscrivere un aumento di capitale di 200 milioni. Fondo Atlante vuol dire Stato? No, Fondo Atlante è composto da grandi banche. Il Fondo Atlante è in mano per 1 miliardo a Banca Intesa, per 1 miliardo a Unicredit, per 500 milioni circa a Cassa Depositi e Prestiti, e poi una serie di fondazioni bancarie. Sì. Quindi sono tutti soggetti privati, eccetto la Cassa Depositi e Prestiti, che è un ente, insomma, che può collegare allo Stato per 500 milioni. Quindi il Fondo Atlante entrerà sicuramente nella proprietà della banca, come ha fatto con Vicenza. Ho capito. Senta, noi vorremmo proporre, approfittiamo proprio della presenza di Francesco Celotto, che lo ricordiamo è vicepresidente dell'Associazione Soci Banche Popolari Venete. Gli vogliamo proporre adesso l'intervista che ha realizzato la nostra collega Antonella Prigioni a Stefano Ambrosini, che è il nuovo presidente del CDA di Veneto Banca. Tra l'altro è il primo non veneto di Veneto Banca, insomma, scusate il gioco di parole, che viene eletto nel consiglio di amministrazione, è piemontese, è una persona anche giovane. Ascoltiamola nell'intervista che ci ha rilasciato il giorno dopo l'Assemblea dei Soci. Tra una settimana dovete presentarvi alla Consob. Qual è il piano per rispondere a questi 5 punti di criticità? Come ho detto più volte, tutto il processo in atto è confermato, quindi continueremo sulla strada tracciata e l'interlocuzione con le varie autorità verrà finalizzata secondo i tempi e le condizioni previste. Avete confermato Carrus nel ruolo però di direttore generale, non è più amministratore delegato. Non è una continuità con la vecchia direzione? La continuità gestoria era indispensabile, proprio a garanzia e tutela del processo in atto. Dopodiché è evidente che siccome Carrus era il candidato amministratore delegato dell'altra lista, non poteva essere anche il nostro. Come avverrà la ricapitalizzazione? Perché dovrete chiedere altri soldi a tanti soci che sono delusi, amareggiati, arrabbiati, per usare un eufemismo. Come sa la nostra lista, il progetto che abbiamo messo in campo ha avuto il consenso della grande maggioranza dei soci, segno, primo ma importante segno, che è in atto un riavvicinamento con gli azionisti, ai quali va la nostra massima attenzione, e che confidiamo che, se il lavoro sarà fatto come sarà, in modo serio, riscuoterà la loro fiducia anche più di quanto non sia stato nel recente passato. Avete intenzione anche di intercettare i soci della Banca Popolare di Vicenza? Questa è una domanda alla quale non mi sento di dare una risposta che sarebbe superficiale. La nostra banca sta sul mercato, quindi è chiaro che speriamo di ispirare fiducia a tutti senza distinzioni. Forse ce la fate in maniera autosufficiente con Intesa San Paolo o c'è anche un'apertura con Fondo Atlante? Come ho più volte detto, il supporto di Banca IMI è prezioso, è indispensabile. Il Fondo Atlante è una copertura, è un paracadute, sarà il mercato a dire se l'utilizzo di questo fondo risulterà indispensabile oppure no. Quindi la quotazione in borsa è cosa fatta secondo lei? Io sono molto fiducioso anche rispetto alla necessaria percentuale di flottante. Lei ha sottolineato l'attenzione per quei soci, non solo gli imprenditori, ma anche quei soci che hanno investito un po' tutto quello che avevano in queste azioni che oggi si sono azzerate. Io sono ben consapevole, per essermene occupato in molti casi, che ci sono persone che hanno perso molto, alcune quasi tutto, e la nostra attenzione va ovviamente anche, per non dire soprattutto, a quelle situazioni umane
che rischiano di essere veramente drammatiche. Dopodiché sappiamo che ci sono imprenditori importanti che hanno allocato una parte del proprio patrimonio ed è chiarissimo che l'attenzione deve essere pari anche verso costoro. A chi magari ha pensato a una nuova CDA che ha intenzione di comprarsi la banca e chissà dove ricollocarla nei mercati, visto anche insomma, il valore che ha lei nel mondo finanziario? Grazie per questo apprezzamento, io cerco di mettere al servizio la mia modesta esperienza per un progetto, ripeto però, rispetto al quale abbiamo motivo di essere confidenti e fiduciosi. Rimarrà una banca del territorio, comunque andranno le cose. Banca del territorio di questi tempi ha un'accezione forse anfibologica, se posso dire così, no? Io credo che una banca nel 2016 debba guardare oltre, senza dimenticare però quella che è un po' sempre stata la sua forza, e cioè il sostegno dei territori di riferimento e delle imprese che ne fanno parte. È logico che il nuovo presidente Stefano Ambrosini doveva lanciare un messaggio di speranza, ma ci sembra anche che le sue parole non siano così lanciate nel vuoto. No, non sono lanciate nel vuoto, però, ripeto, torno ai dati che ho detto prima, purtroppo è il mercato che decide, cioè il flottante minimo è 250 milioni. Io mi chiedo dove troviamo questi cavalieri bianchi che mettono i 250 milioni, e la trovo francamente una risposta difficile da dare, perché i grandi imprenditori veneti ci sono, certamente, sono i Benetton, c'è Luxottica, ma non metteranno mai denaro in operazioni che non ritengono interessanti. I medi imprenditori in questo momento li vedo deboli. La cordata di Veneto Banca, che ha appoggiato appunto Ambrosini, è composta, sì, per esempio c'è Zago, c'è Ferrarini, quello dei prosciutti, ci sono altri imprenditori, ma non so se hanno la capacità di sottoscrivere un aumento di capitale così importante. Allora, potrebbe essere che l'operazione di Ambrosini, immagini anche cambiamento, comporti che i tanti piccoli soci accettino e credano nella banca. Però questo, ripeto, vedremo, perché a oggi comunque non abbiamo un piano industriale, abbiamo il piano industriale di Carus, che però prevede uno scenario stand alone, cioè stare da soli. Ed è improponibile stare da soli in una situazione del genere. Bisogna anche capire, Ambrosini ha anche detto, ho letto sulla stampa, che entro l'anno proporrà qualche aggregazione, perché bisogna capire con chi va Veneto Banca, non è soltanto capire l'aumento di capitale, è soltanto uno step verso qualcos'altro. E poi bisognerà capire qual è il futuro, l'aggregazione, il polo verso il quale va Veneto Banca. Però i tempi sono quelli, cioè entro l'anno si dovrebbe definire. Secondo me sì, perché adesso, oggi intanto, anzi in questi giorni sì, il Banco Popolare ha deliberato l'aumento di capitale e l'aggregazione con BPM che diventerà operativa entro novembre. Sì. Subito dopo toccherà a Vicenza e Veneto Banca capire dove vanno. No, bisognerà capire Veneto Banca è rispetto con quale polo può avere dei punti di sinergia, è sinergica con quale aggregazione. Allora, da questo punto di vista, per esempio, con BPM e Banco Popolare potrebbe avere delle ottime sinergie, visto che ha una rete di sportelli nel nord-est, Friuli, Veneto, Trentino, ma anche nelle Marche e anche nel sud Italia. Quindi è sinergica rispetto a Banco Popolare, rispetto a BPM. Però, anche perché gli istituti di grandi dimensioni che si possono aggregare fra di loro sono 10, 12. Se togliamo Intesa, che non si aggrega con nessuno, e Unicredit neppure, ne restano una decina. Di questi c'è MPS, UBI, BPER, Banco Popolare Emilia Romagna, Banco Popolare, BPM, che sono già uniti, Vicenza, Veneto Banca e poch'altro. Quindi alla fine non è che ci siano tanti pretendenti al matrimonio, possono essere 2 o 3. Se noi guardiamo la situazione, Veneto Banca potrebbe sposarsi, lasciatemi passare questa parola, con BPER, Banco Popolare Emilia Romagna, perché Veneto più Emilia. Però BPER ha dei coefficienti patrimoniali non buoni, un po' migliori di Veneto Banca, ma quindi vorrebbe di sposare 2 anni e 3 zoppe.
Vicenza neanche, perché poi avremo delle sovrapposizioni di sportelli e poi abbiamo due debolezze che si uniscono, e quindi guardando anche questa tabella, con Carige pure, cioè, ripeto, non ci sono tantissime, forse con Ubibanca, ma Ubibanca forse va con MPS. Per cui le prospettive, mamma mia, non è che siano proprio incoraggianti. Parlare di quotazioni in borsa sembra un'utopia. Non lo so, io veramente apprezzo le parole di Ambrosini, che mi sembra un presidente migliore rispetto a Bolla. Sì. Io apprezzo anche l'operazione fatta di rinnovo del CDA, però oggi le condizioni di Veneto Banca, e poi magari parliamo anche di 2 dati patrimoniali, non sono rosee. Quindi, ripeto, la prospettiva della borsa può esserci, ma può anche non esserci. Infatti. Cioè, oggi io direi siamo a un 50-50, forse sono anche un po' ottimista. Senta, c'è un aspetto che volevamo chiarire con lei. Questa benedetta azione di responsabilità. Perché il sottosegretario all'economia Zanetti si è così arrabbiato perché non è stata, come dire, promossa immediatamente questa azione di responsabilità da parte di Veneto Banca? Ma a me pare che Bolla abbia fatto un po' di melina, cioè allora, nell'assemblea del 19 dicembre ha detto faremo l'azione di responsabilità, poi ha messo all'ordine del giorno, di quella del 5 maggio, cioè di qualche giorno fa, gli aggiornamenti sull'azione di responsabilità, però aggiornamenti su una cosa che non è mai stata votata, quindi aggiorniamo su nulla. Era un giochino, no? Che ha fatto Bolla e che ha fatto molto arrabbiare anche la platea. Io ero lì all'assemblea, su questo punto Bolla è caduto molto in basso, nel senso che non doveva fare questa melina. Non so io le ragioni per cui l'ha fatta, però è chiaro che l'azione di responsabilità va fatta. Ambrosini adesso ha detto che studierà le carte, fra un mese e mezzo, 2, ci sarà la prossima assemblea dopo la borsa, e noi lì esigeremo che ci sia al punto 1 dell'ordine del giorno l'azione di responsabilità, non al punto 4, dopo 10 ore di discussione la gente stanca via, al punto 1, perché qui c'è gente che ha distrutto una banca di fatto e deve pagare, come per Vicenza non l'ha voluto fare allora perché Zonin forse ricattava qualcuno, adesso che il Fondo Atlante è entrato al 99%, via tutti e azione di responsabilità, cioè la reputazione di una banca è importantissima. Se una banca non ha reputazione, la gente se ne va, e questo chi comanda queste regioni lo deve capire bene, cioè chi comunque non vuole attaccare qualcuno perché probabilmente ha dei ricavi, lo deve capire. Se la banca non ha reputazione, gli sportelli si svuotano, la banca crolla, quindi l'azione di responsabilità è una cosa che è importantissima e va fatta senza se e senza ma, e su questo Bolla ha commesso un gravissimo errore. Bolla che rimane comunque, lo ricordiamo, nel Consiglio di amministrazione, perché quel 32%, no, che hanno comunque conquistato come lista 1 consente a Carrus e a Bolla di rimanere nel CDA. A questo punto il ruolo di Bolla stesso appare abbastanza incerto, cioè rimarrà, non rimarrà. Ma Bolla, secondo me, ha anche un altro grave vulnus, cioè era presente nell'ultimo CDA in cui era presente Consoli nel 2014, quindi di fronte alle scelte di Consoli che nel 2014 non ha svalutato i crediti in sofferenza, perché non l'ha fatto, sta iniziando adesso a farlo, è stato zitto, cioè ha detto va bene, e questo in assemblea qualcuno l'ha anche ricordato, quindi Bolla era un presidente di transizione ed è giusto che sia stato messo da parte. Senta, non è un po' tutta la riforma del sistema bancario che va un po' analizzata, perché lei parla di quante banche in Italia? In Italia ci sono circa 500 istituti di credito. 500, sì. Per un territorio come quello italiano. Sì. Com'è possibile che fino a 4-5 anni fa il terzo istituto italiano, se non andiamo errati, per capitalizzazione fosse la Banca Popolare di Vicenza? Sì, ma questo era un po' assurdo, nel senso che la Banca Popolare di Vicenza poteva valere quasi come, non dico quasi, ma insomma fosse vicina a Intesa, mi pare assurdo, cioè è chiaro che l'azione a 62,50 era un prezzo spropositato, perché ci è arrivata perché non essendoci il mercato, cioè la borsa che diceva il prezzo invece è molto più basso, Zonin fissava il prezzo e tutti erano contenti, erano accondiscendenti, cioè Zonin non è che è diventato Zonin da solo, ha creato un sistema di potere, lo stesso Consoli, che ha favorito determinati gruppi. Tant'è vero che anche sul discorso delle sofferenze noi dobbiamo essere chiari, noi vorremmo capire le sofferenze da chi sono state generate, cioè i prestiti sono stati dati a grandi gruppi che non hanno restituito. E quindi noi abbiamo chiesto a Carus di fornirci, la lista forse non è possibile, c'è un problema di privacy, ma almeno capire
Di questi 7,6 miliardi di sofferenze, le classi, cioè quanti oltre i 500.000 o oltre 1 milione sono in sofferenza, per capire, e sicuramente giungeremo a questa conclusione, che la gran massa di crediti in sofferenza sta nei grandi prestiti, nei grandi affidamenti, certo, non nei piccoli. Sì, sì. Quindi è chiaro che oggi c'è anche un problema anche da questo punto di vista di fare ordine e di fare pulizia. Poi il sistema italiano allora ha da una parte 500 istituti con un sacco di consigli di amministrazione, cioè sono poltronifici che vanno ripuliti, cioè in Italia bastano 100 banche. Sì. E poi c'è l'altro grande problema, l'Italia il sistema creditizio italiano ha 200 miliardi di sofferenze che arrivano a 3,60 se mettiamo gli incagli. È un 20% perché il sistema italiano ha 1.800 miliardi di impieghi. Sì. Quindi il 20% è insomma in sofferenza, è una percentuale altissima, la media europea mi sembra sia il 12%. Sì. Quindi c'è un problema gigantesco di ripulizia, riassetto, riordinamento, cioè adesso, ripeto, abbiamo tutte queste 10-12 grandi banche, forse tra 4 anni rimarranno 3-4. Mamma mia. Ci fermiamo un istante per dare spazio ai suggerimenti commerciali, rimanete con noi, stiamo parlando di questioni che hanno a che fare con due significative realtà creditizie del Veneto, lo stiamo facendo con Francesco Celotto, vicepresidente dell'Associazione Soci Banche Popolari Venete. Appuntamento a tra poco. Secondo momento di 7 in punto, anche per questa mattina stiamo parlando all'indomani dell'Assemblea dei Soci di Veneto Banca, lo stiamo facendo con Francesco Celotto, vicepresidente dell'Associazione Soci Banche Popolari Venete, e chi ci ha seguito fino a pochi minuti fa ha potuto sentire l'analisi di Francesco Celotto, che ovviamente non è delle più incoraggianti ma basata su dati reali. Abbiamo ascoltato anche l'intervista al nuovo presidente Stefano Ambrosini del CDA di Veneto Banca. Con Francesco Celotto si parlava di dati patrimoniali. Allora, i dati patrimoniali di Veneto Banca dobbiamo ricordarli. Adesso Veneto Banca ha avuto una perdita di quasi 900 milioni di euro nel bilancio 2015 e una perdita di circa 700 milioni nel bilancio 2014. Allora, queste perdite sono mostruose, no? Per una banca che ha attivi per non più di 25 miliardi. No? Però il problema non è la situazione, cioè le perdite. Per una banca è importante capire, visto il mestiere di una banca commerciale è prestare denaro, quante sofferenze ha questa banca. Allora, dicevamo prima dell'introduzione che il sistema Italia ha 360 miliardi di sofferenze, tra sofferenze e incagli. Veneto Banca in questo ha una classifica molto negativa. Veneto Banca ha l'1% di quota di mercato, ma ha il 2% di sofferenze, cioè le sue sofferenze sono doppie rispetto, ed è una situazione simile a quella di Vicenza. Sì. Cioè queste due banche hanno una quota di mercato Vicenza un po' di più, ma hanno una situazione di crediti di sofferenza doppia, cioè hanno prestato denaro e per il doppio non li ricevono indietro. In particolare Veneto Banca ha una copertura dei crediti in sofferenza pari, questa è una tabella che leggo dal prospetto di presentazione del Fondo Atlante, ha una copertura del 37,8% contro una media Italia del 44,7%. Vuol dire che Veneto Banca ha una copertura di 7 punti circa inferiore rispetto alla media di settore delle grandi banche. Questo cosa vuol dire? Che nei prossimi anni dovrà, come ha detto anche Carus in assemblea, fare delle svalutazioni, quindi ovviamente abbattere gli utili per portarli, per coprire le sofferenze. Qui 7 punti, 8 punti sono circa sui 7,6, sono circa 500-600 milioni. Quindi l'aumento di capitale da 1 miliardo, che andrà fatto a giugno, già per 600 milioni sarà coperto, cioè andrà a coprire questi accantonamenti necessari per essere a un livello medio. Questo non è l'unico problema di Veneto Banca. Veneto Banca poi ha, come Vicenza, il problema delle liti, cioè di tutte le cause legali, del fondo contenziosi legali, che si prospetta molto alto, perché ovviamente avendo collocato azioni che erano a un prezzo spropositato rispetto al valore della banca e avendo addirittura collocato molte azioni con un finanziamento, cioè l'aumento di capitale veniva fatto vendo azioni a un cliente e gli do un fido.
Quindi questo qui poi è stato scomputato dall'aumento di capitale, BCE ha detto questo non si può fare, è vietato, e anche lì ci sono tutte liti in corso con tutti questi soggetti, sono molti clienti, che dovranno restituire i soldi alla banca avendo ricevuto un finanziamento per un qualcosa che oggi vale quasi niente. Sì, ma ci sono situazioni scandalose al punto che ci sono dei correntisti, dei soci, degli azionisti che non sanno neanche cos'è un fido, insomma. Certo, però siamo a un livello veramente... Allora, a questo punto anche il fondo litio, il fondo contenzioso legale, che oggi è pari a 88 milioni per Veneto Banca, andrà alzato, andrà portato a 150, 200 milioni. Quindi vuol dire che noi l'aumento di capitale, in parte con queste due operazioni, accantonamenti al fondo rischi, contenzioso legale e accantonamenti per copertura di crediti, è quasi bruciato, cioè resta un piccolo cuscinetto di 300 milioni. È vero che probabilmente a fine anno la banca andrà fusa, aggregata con qualcun altro, a quel punto ci penserà qualcun altro a fare l'aumento di capitale necessario. Però capisce che anche il nostro pubblico da casa, che in queste condizioni l'aumento di capitale da 1 miliardo, oltre ad andare bruciato, chi mette il denaro per una banca che va in borsa e non vale neppure l'aumento di capitale? Quindi la quotazione, se andasse in borsa, andrebbe subito giù. Allora il Fondo Atlante non penso mette i soldi per vedere che poi in borsa la sua perderà su. Quindi come è successo con Vicenza, è abbastanza ipotizzabile che la quotazione in borsa sia un'operazione difficile. Poi ripeto, però può anche essere che nelle prossime settimane ci siano degli elementi per cui anche Ambrosini riesce a convincere magari delle grosse banche anche estere a entrare in questa partita. Io però lo vedo francamente difficile. Ma chi glielo fa fare? No, la questione è che proprio l'Italia è terra di meraviglie architettoniche e culturali, ma non certo terra di investimento, insomma. No, cioè secondo me, adesso io dico un'altra cosa, allora, tutto questo grande problema delle due popolari venete, che è scoppiato adesso perché fino a qualche mese fa si pensava fosse meno grave la situazione. Negli ultimi mesi con Vicenza, la quotazione di Vicenza abortita, veramente si è capita la gravità della situazione. Se avessimo fatto il Fondo Atlante un anno fa e avessimo messo in sicurezza queste due banche, tutta questa confusione non sarebbe capitata. Lei dice una tempistica diversa? Una tempistica diversa, cioè avessimo riconosciuto il problema subito, avessimo fatto un'operazione chiarezza subito sui conti, pulizia nei CDA, nominato subito un nuovo CDA, invece abbiamo avuto una pantomima, cioè abbiamo avuto Vicenza Iorio, poi è andato via Zonin a novembre doveva andare via molto prima, poi abbiamo avuto queste trasformazioni in SPA, aumenti di capitale, borsa abortita per Vicenza, adesso borsa per Veneto, tutta una procedura complessa che potevamo evitarci andando subito a creare il Fondo Atlante, andando subito a mettere in sicurezza queste due banche, perché poi queste due banche, se non interviene il Fondo Atlante, c'è il bail-in. Quindi non è che ci sono tante alternative. Il rischio poi alla fine? Se c'è il bail-in, io penso che qualcuno diceva in maniera un po' azzardata facciamole fallire. No, perché farle fallire vuol dire far fallire il sistema bancario italiano. Questa è la 10ª e la 15ª banca italiana. Non può fallire, non deve fallire. Certo, possiamo parlare di tante cose, ma non possiamo assolutamente permettere questo. Quindi si doveva fare un'operazione di sistema prima. Io temo anche, Guidetti, che alla fine anche il governo stesso abbia capito poco la portata del problema. O non abbia voluto capire. O non abbia voluto. Non parliamo della politica regionale totalmente assente, incompetente, incapace su questa cosa qua, ma proprio la politica nazionale, che è la responsabile del decreto che ha trasformato le cooperative in SPA, non ha capito la portata, la gravità del problema. Cioè queste sono due banche grosse, perché la 10ª e la 16ª, che hanno serissimi problemi. Per me il governo Renzi ha sottovalutato il problema, quantomeno. A livello regionale Zaia non fa altro che dire ho fiducia nella magistratura? Sì, e certamente questo poi è un altro discorso, aprire tutto il fronte delle indagini, anche perché lì ci dovrà essere un risarcimento per i soci, cioè io penso che la magistratura dovrà condannare i colpevoli, Zonin e Consoli in testa, perché sono macroscopiche le loro responsabilità, e poi dovrà anche arrivare a un ristoro almeno parziale per i 205.000 soci coinvolti. Non tutti sono in Veneto, ma guardi, solo in provincia di Vicenza abbiamo tra Vicenza e Treviso abbiamo circa 100.000 soci delle due banche. Tra Vicenza e Treviso. Solo tra Treviso e Vicenza. Circa 35.000 di Vicenza a Vicenza, in provincia di Vicenza,
altrettanto in Veneto Banca, e poi si incrociano perché le due banche avevano anche correntisti in un'altra provincia. Cioè, questo dà una misura anche del peso anche di questi istituti di credito, anche della buona fede di queste persone che si sono affidate a quelle che in fondo erano delle evoluzioni delle casse Peote. Adesso diciamo delle cose un po', però insomma nascevano con quello spirito. No, veramente, a sentire anche le interviste delle persone che sono state, che hanno perso tutto, è veramente, cioè ne emerge un panorama che è desolante, di fronte al quale verrebbe voglia di dare proprio un colpo di spugna, che però in Italia sappiamo che non avviene mai. Ma questo io non lo so, io mi auguro soltanto, qui ci sono anche degli interventi, vedo, ecco, io ero lì, ho ascoltato questo signore, era molto colorito, ma aveva molta ragione. Arrabbiatissimo, è quel signore che ha detto purtroppo dovrò usare dei termini un po' volgari, sì, no? Ma aveva perfettamente ragione, perché qui ci sono stati tanti, ne ho conosciuti anch'io nel corso delle serate che facciamo, tanti soprattutto piccoli azionisti, tanti pensionati che avevano questa musina, la chiamavano loro, cioè consideravano la banca una sorta di salvadanaio, andavano sotto casa, ma la filiale, prima era la Banca Popolare di Asola Montebelluna, poi e pensavano che questa banca fosse loro amica. E io credo poi che la banca, Veneto Banca, fino a 10 anni fa sia stata una banca sana, poi ha cominciato a espandersi, a comprare, perché ricordo Veneto Banca ha comprato Banca di Intra, BIM, Banca Intermediazione Immobiliare, Torino, poi ha comprato Cassa di risparmio di Cupramontana, nelle Marche, Banca Apulia, ha creato 4 filiali all'estero, Romania, Moldavia, Croazia e Albania, quindi ha avuto un piano di espansione che per una piccola banca, come era la Banca Popolare di Asola Montebelluna, diventata nel 2000 Veneto Banca, è stato in 10 anni troppo rapido. Gli hanno fatto comprare molte banche decotte, come Banca Itra, che era piena di debiti, fatti dai grandi imprenditori lombardi, perché lì dentro c'era l'elite lombarda, e anche BIM, la grande imprenditoria del Piemonte, e gli ha fatto comprare delle banche che poi hanno reso il bilancio di Veneto Banca assolutamente traballante. Sì, sempre più scricchiolante. Tanto è vero che le dico un altro dato, e l'ha detto anche Carus l'altro giorno: i crediti in sofferenza non vengono dalle regioni storiche della ex popolare di Asola, cioè le province di Vicenza e Treviso hanno poche sofferenze in rapporto, cioè hanno la media. I problemi vengono dal sud, Banca Puglia, o dalle consociate estere, dove sono prestati denari anche a chi poi... pagano le conseguenze anche. Ecco. Senta, purtroppo ci dobbiamo fermare. Così a naso pensiamo che con Francesco Celotto avremo modo di rivederci, magari più avanti, quando le situazioni si definiranno nei termini insomma più chiari di quanto non siano adesso, perché è tutto in divenire ovviamente. Noi ringraziamo Francesco Celotto, vicepresidente dell'Associazione Soci Banche Popolari Venete, le auguriamo buona giornata e naturalmente buon lavoro. Grazie anche a voi. Grazie al nostro ospite, a voi per averci seguito, ci fermiamo un istante, tra poco parleremo con un secondo ospite di tutt'altro argomento, parleremo di musica. Rimanete con noi e arrivederci a più tardi.